Andiamo a vedere la composizione della terza serie. In corsia 2 Sebastiano Gavasso Vicentina, in 3 Cristian Tecuceano Ultralight Vittorio Veneto, in 4 Gianpietro Gasparini Biotecna Marcone, in 5 Giovanni Zago Quinto Mastella, in 6 Massimiliano Foley dell'Atletica di Marca. Terza serie, metri 400, Sebastiano Gavasso che si mette in luce in corsia 1, mentre in 6 c'è Massimiliano Foley dell'Atletica di Marca. Gavasso, Foley sono i primi due, quando mancano 150 metri alla conclusione Sebastiano Gavasso allunga, ha un personale di 52,62. Il portacolori dell'Atletica Vicentina si invola verso il traguardo, fa il vuoto alle sue spalle, attenzione al tempo, 52,62 è il suo personale, vince Sebastiano Gavasso, Atletica Vicentina, nuovo personale, 51,76. Meritato applauso. Nella quarta serie, attenzione perché il tempo 51,75 di Sebastiano Gavasso potrebbe inserirsi per le posizioni alte della classifica. Quarta serie con in corsia 2 Michele Meridio, Vicentina, 52,15 di personale. In 3 Luca Le Bon, Biotecna Marcon, 52,43. In 4 Giovanni Grotto, Atletica Vicentina, con 51,89 di personale. In corsia 5 l'atleta con il miglior tempo di accredito di tutti gli atleti in gara, 51,30 per le Fiamme Oro, Nicola Pezzolo. In corsia 6 Carlo Mercurella dell'Atletica Vicentina, accreditato di 52,53. Stiamo salendo nell'alto ma non siamo ancora alle misure. Notevoli, 1,50 la ora in pedana sulla quota di 1,50 Anna Carollo dell'Atletica Vicentina, che supera subito al primo tentativo, lei che ha un personale di 1,60. Sarà ora il turno di Irene della Cioppa, Ventegova. Partita la serie sulla carta più forte dei 400 maschili, mentre Irene della Cioppa ha superato l'1,50 ed ora va in pedana su questa misura Cristina Corona della Piave 2000. Anche lei supera, subito decisa la partenza di Nicola Pezzolo, un atleta che ha il miglior tempo di accredito, Fiamme Oro Padova. Nicola Pezzolo. Attenzione a Luca Le Bon che è un ottocentista di notevole valore che potrebbe uscire sulla distanza. Luca Le Bon, Biotecna Marconi in seconda posizione. Pezzolo Le Bon, spalla a spalla i due concorrenti, Pezzolo Le Bon e forse Pezzolo, forse Le Bon, 51,01. Dato di fatto è che entrambi sono arrivati al primato personale e meritano un grande applauso. Ora, la prossima gara sarà quella dei 1500 allieve, in programma per le 17:50, per le 17:40, quindi siamo in perfetto orario sulla tabella di marcia, si fa per dire.
Marianna Pincin supera il primo tentativo l'1,50. Tanto ricordo che se volete vedere anche da qui sul telefonino le gare sono in diretta streaming e fino al termine delle gare, quindi potete anche provare a seguirle dal telefonino. Più bello vederle dal vivo ovviamente, questa è un'opportunità per coloro che non possono venire allo stadio, quindi comunicate a casa che si sta trasmettendo la diretta streaming di questa prima giornata dei campionati regionali allievi. Intanto al secondo tentativo Luisa Sinigaglia ha superato l'1,70, atleta eclettica che sa farsi valere nei lanci, nei salti, grande giavellottista, 49 metri di giavellotto, la vedremo domani in gara nel giavellotto, una delle favorite di questa gara, anzi la favorita. Ricordo che mancano alcuni dei migliori interpreti della nostra atletica allievi perché impegnati nella selezione per le Olimpiadi giovanili in Azerbaigian, e nomi piuttosto pesanti tipo Sartori, tipo Rebecca Borga, Ilaria Casarotto e qualche altro che adesso non mi viene. Ecco, la diretta si può vedere sul sito fidelveneto.com, quindi entrando sul sito fidelveneto.com si può seguire la diretta streaming. Oggi qui, domani a Abano Terme, il 14 sabato della settimana, fra 2 settimane, a Marcon per il campionato regionale assoluto. E un'altra cosa importante, che chi non le vede in diretta queste gare si possono vedere poi su youtube.com, su Zona Atletica, si possono vedere le gare che sono state trasmesse oggi in diretta. Tanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della serie unica dei metri 1500 allieve, e nell'alto l'asticella sale a 1,55 e adesso inizierà la vera selezione. 1,55 andrà in pedana su questa misura Francesca Moresco dell'Atletica Vicentina, che ha un personale proprio di 1,55. Tanto c'è una comunicazione molto importante, direi che è importante perché tutti i ragazzi che si sono infortunati sembra stiano bene, non ci sono problemi particolari, e questo ci fa immenso piacere. «1500 allieve», Marta Lorenzette, La Piave 2000, Mara Fantinel, Anna Atletica Feltre, Cristina Mietto, Vicentina, Beatrice Malagnini dell'Atletica Fedelago, Chiara Peruzzo di Savano, Sonia Elashker dell'Aristide in Venezia, Ilaria Fantinel dell'Anna Atletica Feltre, Laura De Marco Fiamme Oro, Anna Del Magro Dolomiti Belluno, Cadia Attar Ventegò di Verona e Nadia Dalla Gasperina dell'Anna Atletica Feltre. Miglior tempo di accredito è quello di Ilaria Fantinel, 4:38,27,
ricordo seconda ai campionati italiani studenteschi proprio 2 giorni fa. Poi ancora da seguire, è l'unica atleta che ha un personale inferiore ai 5 minuti, quindi probabilmente farà gara solitaria. Poi con 5:11 Beatrice Malagnini, con 5:14 Kadia Attar. Giusto a metà del primo pomeriggio del fine settimana dedicato agli allievi, campionato regionale con il fiduciario tecnico regionale Enzo Agostini. Allora, come stanno andando le cose per quanto riguarda gli allievi veneti? Questa è la prima gara a livello regionale in cui gli atleti possono dimostrare la condizione che poi li porterà tra un mese ai campionati italiani. C'è stata la prima parte della stagione che è stata finalizzata ai campionati di società, ora invece i ragazzi si stanno preparando per l'obiettivo importante della loro stagione, a fine giugno campionati italiani, quindi giusto un mese prima si possono cominciare a trarre le prime conclusioni, poi ci sarà tempo, i ragazzi finiranno anche la scuola tra una settimana e avranno tempo le ultime 3 settimane di prepararsi adeguatamente. Abbiamo visto dei buoni risultati, i nostri 8 atleti che sono a Baku lo dimostrano, ma anche i ragazzi che sono qui stanno dimostrando assolutamente di non essere delle, tra virgolette, seconde schiere, ma di essere effettivamente degli atleti pronti ad andare come minimo in finale ai campionati italiani del 22-23 giugno. Avevo ancora negli occhi la finale degli italiani dell'anno scorso di Jesolo, tanti bei risultati per i veneti, poi alcuni sono andati addirittura ai mondiali, hanno colto risultati importanti. Quest'anno ci possiamo aspettare una stagione altrettanto gratificante. Come dicevo prima, 8 nostri atleti stanno gareggiando, hanno gareggiato, sono riusciti a qualificarsi a Baku poi per le finali, per questi giochi olimpici giovanili, ma molti degli atleti che sono qui, che non sono andati a Baku, sicuramente potranno piazzarsi e addirittura vincere ai campionati italiani giovanili. Quindi il movimento veneto per quanto riguarda le categorie allieve, ragazzi e ragazze 97-98, si sta dimostrando veramente un movimento vincente. Ci troviamo a Caorle, domenica scorsa c'è stato il meeting di Caorle con le rappresentative regionali che provenivano da alcune regioni, Memorial Lucio Todini, quindi parliamo di junior, una manifestazione che ha richiamato l'attenzione sugli junior. Come stanno i junior veneti? È stata una bella manifestazione quella della scorsa settimana, sta migliorando anno per anno. Quest'anno sono state coinvolte 7 rappresentative, anche per loro è stata la possibilità 2 settimane prima dei campionati italiani di verificare la loro condizione. È stata una bella giornata di atletica. Molti di ragazzi che hanno partecipato fanno parte anche del nostro progetto dello junior team e credo che anche per loro ci saranno grosse soddisfazioni a Torino la prossima settimana. A me non piace fare in questi casi dei nomi singoli. Seguiamo tutto il movimento del Veneto, seguiamo tutti i nostri atleti, abbiamo fatto una scelta particolare la scorsa settimana di inserire solamente atleti juniores, perché sapevamo che gli allievi avrebbero avuto lo spazio per gareggiare oggi e quindi abbiamo voluto anche nelle specialità in cui magari c'era la possibilità di schierare anche atleti, come dicevo prima, del 97-98, schierare gli junior in modo che potessero prepararsi adeguatamente ai prossimi campionati italiani. È un servizio che facciamo ai ragazzi e alle loro società come comitato regionale. Mi pare che il calendario quest'anno sia stato strutturato particolarmente bene per poter far avvicinare i ragazzi alle gare che per loro contano. E questa era la voce del fiduciario tecnico del comitato regionale della FIDAL, che ringraziamo e salutiamo. Torniamo allora a gustarci le gare con la voce dello speaker Beppi Zuin. Se vogliamo andare con la premiazione intanto del asta maschile, ok?
consigliere regionale Mariano Tagliapietra per ufficializzare questa premiazione. Campione regionale, no, al terzo posto, c'è il terzo posto ex equo per Mattia Zappia dell'Ana Atletica Feltre e Naven Varnacula Suria, entrambi con 3 e 20 rispettivamente dell'Ana Atletica Feltre e del 20 gol di Verona. Al secondo posto con 3 e 80 per l'Atletica di Marca Simone Bortignon. Campione regionale con la misura di 4 metri per i colori del gruppo giovanile delle Fiamme Oro, Diego Bertotti. Mentre prosegue la gara solitaria di Ilaria Fantinel, che ha superato il passaggio ai 600 metri. 2 giri al termine per l'atleta dell'Atletica Feltre, medaglia d'argento 2 giorni fa ai campionati studenteschi nazionali. Laura De Marco ora che si porta in seconda posizione davanti ad Kadia Attar, poi Anna Del Magro in quarta posizione. Sembra buona l'andatura di Ilaria Fantinel, ha un personale di 4,38 sulla distanza, ma ovviamente oggi in gara solitaria non potrà sicuramente aspirare a migliorare questo tempo, ma sicura solo a vincere il titolo regionale, che non è uno scherzo. Si avvicina al passaggio del chilometro la portacolori dell'Ana Atletica Feltre, 3,08 circa il passaggio al chilometro, quindi un'andatura 11,41, poi probabile. Andatura da 4,40 circa, intorno ai 4,40 per Ilaria Fantinel, poco di sopra del suo personale. In seconda posizione si è formato un terzetto guidato dalla portacolori delle Fiamme Oro, Laura De Marco, con Kadia Attar e Anna Del Magro, e poi ad inseguire Chiara Peruzzo di Savano. Siamo agli ultimi poco più di 200 metri alla conclusione, ancora molto efficace l'azione di spinta di Ilaria Fantinel. E l'arrivo di Ilaria Fantinel, sostenuta dall'applauso della tribuna dominatrice di questa gara. Attenzione al tempo, poco di sopra del suo personale in gara solitaria, va a vincere con 4,43 e 96 Ilaria Fantinel. Sprint per la seconda piazza, sembra poter prevalere Laura De Marco, c'è anche un forcing finale da parte di Anna Del Magro, ed è Laura De Marco che va a conquistare la seconda piazza davanti ad Anna Del Magro, poi Kadia Attar, poi Chiara Peruzzo che è insidiata nel finale dal portacolori del Coin. Attenzione, anche i 6 finalisti dei 100 piani, sia femminili che maschili, dovranno transitare dal call room, quindi devono passare per la camera di chiamata, quindi dove ci sono i gazepi bianchi e la parte opposta del rettilineo. Siamo sempre a 1,55 nell'alto, archiviata questo 1.500 con la galoppata solitaria di Ilaria Fantinel. Tra poco ci saranno 2 serie dei 1.500 maschili e andrà ad iniziare
il salto triplo maschile e poi il giavellotto sempre al maschile. Tra poco inizierà la gara del triplo allievi. Siamo al terzo salto sulla quota di 1,55 e va in pedana Irene Della Cioppa, 20 gol di Verona. Conclude con questo salto la sua gara l'atleta veronese ed ora sarà il turno di Cristina Corona, la Piave 2000. Tenta il personale, aveva un personale di 1,53. Anche Cristina Corona conclude la sua gara e si sale a 1,57. Ora non è entrata in gara Nicole Arduini, che è la favorita di questa gara, ha un personale di 1,77 su questa specialità. A 1,57 Francesca Moresco dell'Atletica Vicentina va al primo tentativo. Primo errore sulla quota di 1,57 per Giorgia Niero della Bissavano. Ora andrà in pedana Stefani Barbiero, un personale di 1,60. Errore anche per lei. Vedremo chi sarà la prossima ad entrare in pedana. Nicola Arduini sale altissima, entra in gara con questo salto l'atleta veronese Nicola Arduini, rossetto rubegnano, che proprio la settimana scorsa ha ottenuto 1,77, nuovo primato personale in occasione della finale dei campionati studenteschi regionali.
Emma Feltrin, primo tentativo a 1,57. Dietro la linea di partenza i concorrenti della prima serie dei 1500 allievi, con Giovanni Marenda, Atletica Schio, Aiele Padovan, Coin, Rudy Malacarne, Anatletica Feltre, Pietro Voltolina, Tomon Vittorio Veneto, Francesco Titton, Quantin Belluno, Matteo Zaniol, Aristide Coin, Venezia, Michele Turrini dell'Insieme nel Fu di Verona, Andrea Tomaselli, Athletic Club Firex Belluno, Andrea Collina Vicentina e Matteo Pasotto della Bentegodi. Per la premiazione dei 400 allieve invito nella zona di accesso al campo sotto le tribune Eleonora Ferrara, Virginia Donini e Marina Giotto. Era per me. No, però adesso no. Siamo salvi. Partita la prima serie, metri 1500 allievi, mentre c'è il secondo tentativo per Emma Feltrin nel salto in alto a 1,57. Giovanni Marenda dell'Atletica Schio si incarica di far l'andatura davanti ad Andrea Collina dell'Atletica Vicentina. Poi al terzo posto vediamo Matteo Pasotto della Bentegodi. E per la premiazione dei 400 allievi sono invitati nella zona di accesso al campo Giovanni Grotto, Nicola Pezzolo e Luca Le Bon. Ed eccoci con una grandissima protagonista per quanto riguarda gli allievi del Veneto, Alice Lunardon delle Fiamme Oro, l'anno scorso campionessa italiana cadette delle prove multiple, quest'anno terza agli italiani indoor di prove multiple, campionessa regionale di multiple e abbiamo visto oggi campionessa regionale anche dei 100 ostacoli. È partita alla grande anche questa stagione. Sì, è partita abbastanza bene e adesso mi sto preparando per gli italiani di prove multiple del 28 giugno e speriamo bene, poi avrò anche gli italiani individuali e ho aperto bene la stagione con questi 100 ostacoli che mi hanno portato a vincere il titolo regionale. Si alza il vento qui a Caorle, parlaci della tua gara, dei tuoi 100 ostacoli, com'è andata? Sì, oggi ho avuto una prestazione discreta, la partenza non è stata delle migliori, però sono riuscita a distendermi bene nella gara e sono riuscita a fare un tempo, diciamo, discreto, 14,72
Non è il mio personale, però comunque sono riuscita a fare una buona gara. Questo è anche il bello della diretta, qui sta arrivando un temporale a Caorle, questo però non ci impedisce di andare avanti con l'intervista ad Alice Lunardon. Ti stai preparando per un altro grandissimo appuntamento che sarà il Brixia Meeting. Esatto, sì, il Brixia Meeting ce l'avrò il 7 e l'8 giugno a Bressanone, speriamo il tempo sia buono e che la prestazione sia una delle migliori. Ci auguriamo che anche il tempo qui a Caorle sia giusti, grazie ad Alice Lunardon e soprattutto in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Torniamo con le gare in diretta. Tu non hai visto? Intanto nell'alto è stata portata a 1,59 l'asticella. Siamo agli ultimi 200 metri di questa prima serie dei metri 1500 dominata da Giovanni Marenda dell'Atletica Schio, che non ha tempo di accredito, quindi otterrà sicuramente il primato personale e anche un tempo non disprezzabile, direi, perché andrà intorno ai 4,20, forse anche qualcosa meno. Eccolo l'arrivo, Giovanni Marenda, che riceve l'applauso della tribuna per questa sua coraggiosa condotta. 4:17:57 il tempo di Giovanni Marenda, niente male.